Siamo qui con Daniele Cesconeto, oggi sarà una specie di Ironman. Allora, per una iniziativa sempre a scopo benefico, Sì. dove tutto il ricavato andrà suddiviso in parti uguali a Casa Tua 2 e la via di Natale di Aviano, e la manifestazione consiste nel percorrere 50 volte qui da Porta al Pago a Torque, e per un totale di 194 km e 8.850 metri di dislivello. Ognuno, chi vuole, viene ad accompagnarmi e basta correre, insomma. Ok, e per fare questo grandissimo sforzo una persona magra e alta come te quanto si deve allenare per avere una prestazione? Per riuscire a portarla al termine, sì, sperando di portarla alla fine, insomma, mi alleno circa un centinaio di chilometri a settimana. Centinaia di chilometri. Le ragazze di Onda Rosa mi hanno detto che correrai tutto il giorno e tutta la notte. Esatto. E forse anche il giorno dopo. Sì, anche senza forse, sì, sicuramente. Mamma mia, cioè una cosa per i normalissimi è una cosa impossibile anche da pensare, no? Uno sforzo così prolungato, poi anche col sole, magari con la pioggia, con il vento, e tu comunque questo lo fai soprattutto per beneficenza, allora, Sì, appunto sì, per... infatti, sì. Ok, allora ascolta, noi ti auguriamo buon viaggio, in bocca al lupo e avanti tutta. Grazie mille, grazie. Ciao, ciao, grazie. Come è andato il giro? Dura, parecchio dura. Questo era logico che sia così. Il problema è che noi siamo stanchi e il Cesconeto non ha fatto niente, non è neanche sudato. Giustamente. Bravo lui. Riparti ancora o ti fermi? Per oggi no e per domani neanche. Hai già dato. Ho dato. E il nostro vigile del fuoco adesso Solo un matto può pensare una roba del genere. Adesso pausa. un Ironman. Esatto, forse di più. L'espressione, diciamo, parla da sola. Riposo assoluto fino a questa notte e poi ne riparliamo. E domani vediamo. Domani vediamo. Bravi Comunque, ragazzi. complimenti a Cesco. Raccontaci il primo giro. Beh, è stato bello, impegnativo, per me impegnativo, che corro così e così, però Bel giro, bel giro, sì, bello, panoramico. si vede tutto il lago, tutto bello, sì. Però farlo 50 volte No, dura la vita, dura la vita, devo dire che Cesconeto è veramente bravo. per una Bravo. giusta causa. Sicuramente. Allora forza Cesconeto. Forza Cesconeto, avanti tutta. Sei tutti noi. Sì. Ecco qua, siamo con la mamma di Daniele che ha effettuato il primo giro. Allora signora, com'è andato? Benissimo, bellissima, una bellissima giornata, sole ma fresca, e speriamo che
tutto prosegua per il meglio. E quindi l'iniziativa sta andando bene. Alla grande. Vedo Bene. che c'è anche altre persone che camminano, che Altri si danno da sono, fare. sono pronti a partire adesso? Esatto, e perciò beviamo un bicchiere d'acqua e poi ripartiamo. Ok. Sicuro in tempo, ritirate. Vieni via intanto. Vai, sto stradando. Cesco! Ultimo sforzo! Ultimo sforzo! Applauso anche a tutti quanti che hanno collaborato, in particolar modo Onda Rosa e l'associazione Latteria di Tor, che abbiamo fatto questa improvvisata per lui. Al Giro di Boa trovava sempre un punto di appoggio per mangiare qualcosa e trovare qualcosa di caldo da bere.